Cosa posso fare? Merda! Tieni giù la testa e salva chi puoi. Non sono lontano. Arrivo al più presto coi rinforzi. Allora, proviamo a liberare la zona appunto da questi soldati. Proviamo a trovare una zona abbastanza alta per prendere la mira, come al nostro solito. Perfetto. Eccoli. Primo soldato davanti a noi, ragazzi. Ore 12, pronti al tiro. Tang! Beccato in testa, liberato il primo ostaggio. Ce n'è un altro dall'altra parte. Proviamo a prendere la mira. Ok. Vediamo un po'. Eccone due selezionati. Proviamo con il nostro arco, ancora da questa zona. Vediamo un po'. No! Ho ammazzato un civile, ho sbagliato. Attenzione ragazzi, eccolo che arriva. Eccolo che arriva davanti a noi. Eccolo, annulliamo il tiro, è troppo veloce. No. Attenzione che forse mi ha visto. Mi hanno perso di vista, eccoli che arrivano. Annulla tiro. Ah, il tiro si annulla così, perfetto. Eccolo, mamma mia. Mamma mia. Beccato, colpo alla testa. Perfetto, nascondiamoci dietro quest'albero. Abbiamo recuperato una freccia. Attenzione, ci ha lanciato una molotov. Attenzione, attenzione, spegniamo il fuoco. Mamma mia. Ancora qua davanti a noi. Attenzione. Attenzione. Ah, la freccia l'ha ucciso, perfetto. Una molotov. Raccogliamo più frecce possibili. Arrivo, arrivo, arrivo. Attenzione. Vediamo un po' da questa parte. Altri bersagli davanti a noi. Tang. L'ho mancato. Si avvicina ragazzi, si avvicina. Eccolo, mancato ancora. Attenzione. Eccolo. Beccato appena in tempo. Attenzione. Ce n'è un altro. Meglio il fucile a pompa. 100.000 volte meglio. Attenzione. Beccato. No. Uey. Attenzione. 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 Ah. Mamma mia. Eccoci. 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 Spegniamo il fuoco. Giù, 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 giù. Ok. Meno male che avevamo una bella siringhetta per guarire. Eccolo. Finalmente. Raccogliamo un po' di munizioni. Ottimo. Allora, facciamo un salto appunto al piano superiore. Vediamo un po'. Ci devono essere altre guardie. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, l'arco buttato, maledizione. No, dov'era? Speriamo di ritrovarlo. Vediamo un po'. Ah, eccolo qua. Meno male, l'arco è la cosa che non deve assolutamente mancare. L'arma più cara. Vediamo un po'. Attenzione che la città proprio è in completa distruzione. Vediamo un po'. Uey, attenzione. L'ho mancato. Eccolo. Wow, l'ho fatto saltare in aria. Eccolo. Attenzione, un altro. Mamma mia, sconfiggiamo questi dannati rinforzi. Eccolo. Eccolo qua. No. Mamma mia. Vediamo di passare dall'altra parte. Arrivo. Beccati questo. Spegniamo sto fuoco. Spegniamo sto fuoco. Ne arrivano altri ragazzi. Sono qua sotto. Sono qua sotto. Stanno passando probabilmente. Ah, con l'elicottero. Mamma mia, come facciamo adesso? Vediamo di trovare qualcosa. Vediamo qua dentro cosa c'è. No, 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 l'arco lo devo tenere. Perfetto. Meglio lasciarci sempre lo Scorpion, almeno ha una portata più lunga. Eccoli qua, sono arrivati. Beccatevi questo. Mamma mia. Eccoli. Eccoli. Vediamo se abbiamo qualche arma. Proviamo con la molotov. Attenzione. Eccolo. Beccato. Perfetto, ancora arrivano. Sono dall'altra parte del frontone. Eccoli un altro. Ottimo. Eccoli là. Eccoli. Eccoli, sto quasi finendo i colpi ragazzi. Saccheggiamo il corpo. Magari troviamo qualcosa. Gomma da masticare. Maledizione. Ce ne deve essere un altro. Quello è un alleato. Giriamo. Ok, il fuoco è riuscito a fare il suo dovere. Benissimo. I soldati vanno verso il Pucca comune. È lì che teniamo Badra. Arrivo, arrivo, tranquillo amico mio. Beccati questo. Maledizione, ma perché non riesco? Proviamo così. Attenzione, il fuoco. Il fuoco. Mamma mia. L'ultima freccia disponibile. Beccati questo. Non l'ho preso. Ma come faccio a non prenderlo? Arrivo, arrivo. Vai, vai. Vai, perfetto. Spegniamo sto dannato fuoco. Vai, vai, vai. Perfetto. Devo ancora capire ragazzi come lanciare le frecce con questo arco. Ce ne deve essere ancora uno. Eccolo che sale. Perfetto. Ottimo. Abbiamo terminato le munizioni sia di uno che dell'altro. Vediamo un po'. Un'altra molotov. Vediamo un po' qua sotto. Per qui siamo.
Oppio. Meglio il fucile a pompa, sì. Dov'è? Eccolo qua. No, al posto dell'arco. Prendiamolo al posto... per forza dell'arco, ragazzi. Ci serve qualche proiettile. Perfetto. Allora, come facciamo ad entrare? Vediamo un po'. Ah, ecco qui. Chi è che urla? Vediamo un po'. Mi scusi, signora, chi c'è qua? Oddio. Oddio. Piano. Ok, qua c'è una molotov. Entriamo. Vediamo di curarci. Oddio, mi sto bruciando tutto. Dov'è? Badra. Maledizione. Ah, ecco qua sotto, perfetto. Perfetto, spegniamo sto fuoco. Eccola qua. Sto bene. Devono vederla tutti, sarà di conforto. È una bambina, Saballa, è terrorizzata. Prima la porto a casa e poi ci occupiamo del resto del popolo, ok? Grazie. Tutto a posto. Ecco il premio per aver salvato Ajay. Colpiamo casa di Paul e lui massacra un villaggio. Ajay non c'entra, è colpa mia. Ma adesso non c'è tempo. Hanno preso l'avamposto e hanno degli ostaggi. Bene. Prima l'avamposto. Senza siamo separati dagli altri. Andiamo. Ottimo. Dritto al mittente. Missione completata. Abbiamo terminato però... Ci viveva della gente. Oggi sono state distrutte delle... Sì, signora. Però un attimino, devo andare dal mercante qua vicino e raccogliere un po' di armi nuove. Vediamo un po'. Il Kairat di Remin è nel menu delle collezioni. Si aggiungerà man mano che incontri persone sopra i luoghi. Bene, allora, dov'è il mercante? Sì, un secondo. C'è bisogno di me a Banapur e Amita è presa dall'avamposto. Quindi devi aiutarci con gli ostaggi. So che non è poco, ma devono essere salvati prima della riconquista dell'avamposto. Amita ha detto... L'avamposto è importante, ma la nostra priorità sono le vite di quegli ostaggi. Il popolo del Kirat ha bisogno della protezione del Sentiero d'Oro. Noi non lo deluderemo. Salva gli ostaggi, fratello. Un attimino, devo raccogliere qualche arma nuova. Intanto nuova arma sbloccata, arco da caccia. Vendiamo un po' qualcosa, questa gomma da masticare. Ok. Pipa per oppio. Vendiamo queste stelle filanti. La foglia verde, vecchio denaro. Pelle di Sambur no. Maglia di una confraternita, cavi per batteria e va bene. Adesso vediamo di prendere qualcosa di nuovo. Per esempio nelle armi secondarie la Mark la potremmo prendere. L'arco mi sembra che ce l'avevamo. L'arco ricurvo è leggermente migliore, quindi lo mettiamo al posto del fucile a pompa. E dopo prendiamo al posto del... eccola qua, dov'era? Delle armi secondarie. Una bella Mark al posto di questa. Perfetto. La possiamo personalizzare addirittura. Eccola qua in tutto il suo splendore. La fondina, sì, qua va bene. E inoltre non gli possiamo mettere ancora nulla. La vernice gliela lasciamo. Perfetto. E munizioni, un po' di frecce. Vediamo di prenderne un bel po'. Molotov va bene. Razzi ne abbiamo. Munizioni per lanciagranate, granate. Un altro po'. Arpioni, bengala, mine. Ok. 3 mine. Dardi, frecce esplosive no. Basta così. Ok, possiamo uscire. Allora ecco finalmente le nostre nuove frecce. Qua abbiamo anche la nostra bella pistolina. Possiamo andare verso il nostro nuovo bersaglio. Vediamo un po'. Allora, so che molti di voi vorrebbero vedere, ragazzi, free roaming, magari anche qualche, come dire, un po' di caccia in giro le faremo con le missioni. Ma per adesso voglio continuare con la campagna. Oddio, per sbloccare quanto più è possibile. Scendiamo. Attenzione, le mani ce le abbiamo incandescenti. Però noi continuiamo per scoprire qualcosa di nuovo. Sganciamoci. Un quad, ottimo. Avrei voluto che ci fossero le motociclette. Forse ci saranno. Partiamo. Vediamo se si può sparare così. Ecco, infatti, si guida e si spara allo stesso tempo. Va bene. Vai. Allora, andiamo in avanti. La mappa ancora è molto... no, mi voglio fermare un attimo qua. Vediamo che cosa c'è. Che cos'è questo punto interrogativo? Vai, procedi. Scendi qua sotto.
Vediamo che cos'è questo punto interrogativo. Vai, vai, fammi vedere. Vediamo. Cos'è questo punto interrogativo? Vediamo. Vediamo un po'. Ah, era un nuovo luogo, il rifugio di Kira. Vediamo un po'. È una specie di tempio buddista. Vediamo cosa c'è scritto qua. Allora, ho sentito dire che c'è in programma un pellegrinaggio al tempio della guida di Kira, sulle rupi a sud del lago. Sono anni che l'accesso è bloccato e il sentiero è molto pericoloso. Non possiamo permetterci di togliere risorse al sentiero d'oro per ogni altare che perdiamo. Vi imploro di accontentarvi di quanto avete qui al rifugio di Kira. Non rischiate di farvi male, o peggio, per un vecchio tempio. Amita. Va bene, una nota della nostra amica che prima ci ha aiutato, ci ha dato la missione. Teniamo presente che qui c'è questo bel rifugio. Intanto possiamo vedere qua fuori che cosa c'è. Per esempio, che cos'è questo? È una specie di gong. Ruota la preghiera. Vediamo un po'. Che cos'è? Ancora 3 per la prossima ricompensa. Ah, era una specie di obiettivo da soddisfare. Ok, una richiesta più che altro. Allora, prendiamo quest'altro quad e proviamo. Attenzione, porca miseria. Guida automatica. Ah, no, non voglio utilizzare la guida automatica. Proviamo da questa parte. Oh, maledizione. Piano con questo quad. Proviamo a salire al piano di sopra. Perfetto. Perfetto. Vai. Vai. Niente. Procediamo a piedi, ragazzi, è meglio. Vai, 400 metri a piedi. Cos'è quello? Che cos'è? Un maiale? Un tapiro. Che cos'è? Un tapiro. Vieni qua. Vieni qua. Attenzione, vediamo se lo possiamo prendere col coltello. Eccolo. Vieni qua. Vieni qua. Ok. Vediamo di raccogliere un po'. Ah, non possiamo raccogliere più niente perché abbiamo... Ah, no, lo possiamo fare, perfetto. Tapiro. Ok, vediamo se possiamo arrampicarci qua sopra. Purtroppo no. Vediamo se possiamo trovare una zona d'arrampicata perfetta. Niente, qua si scivola. Ah, no, voglio rimanere nella zona della missione, certo. Ok, 400 metri troviamo la torre radio che abbiamo attivato prima. Silenzio, ragazzi. 2 bersagli qua davanti a noi. Passiamoci. Eccolo. Calma. Vai. Ottimo. Shh, ce ne sono altri, non li ho visti, mannaggia. Eccolo. L'ho preso. Shh, stai zitto. Pronti? Maledizione. Qua c'è Jigen in persona. Avete sentito la pistola di Jigen, ragazzi? Mamma mia. Probabilmente abbiamo un proiettile nel braccio. Infatti, ecco, usciamolo con l'accendino. Mamma mia, che è questo? Ok. Mi sa che così può bastare. Qua dentro cosa c'è? Vediamo un po'. La nostra mitragliatrice. Vediamo un po'. Che figa, eh? Vediamo un po' se possiamo abbattere qualche uccellino. Abbiamo abbattuto? Bellissima. Va bene, qua possiamo raccogliere qualcosa. Saccheggiamo questo corpo. Mamma mia. Vediamo se possiamo prendere quest'altro. Speed per camionisti. Chissà quanto le rivenderemo. Vediamo se possiamo entrare qua dentro. Ok. Tutto sulla destra. Vai. Addirittura hanno messo anche le lancette con i giri del motore che si abbassano quando si cambia marcia. Molto dettagliato stavolta. Ok. Vediamo un po' se possiamo avvicinarci al nostro obiettivo a 300 metri. Intanto c'è un campo di foglie blu. Vorrei vedere che cosa c'è appunto all'interno. Ok, lasciamo perdere qui. Entriamo in questa specie di lago, ragazzi. Facciamo un pochettino anche giretti così di perlustrazione. Ci deve essere appunto un lago con... ecco qua, con tante foglioline azzurre per la raccolta. Ok, vediamo un po'. Benissimo, foglia blu. Ne raccogliamo un'altra qui. Bene, altra foglia blu. Ce n'è un'altra. Le foglie delle piante sono utilizzate per preparare le siringhe. Ok, conferiscono diversi potenziamenti. Intanto noi potenziamo anche le nostre abilità. Vediamo un po'. Nella tigre costo 2 punti abilità. Noi ne abbiamo 2.
salta o cadi su un nemico sotto di te per abbattere. Se potete abbattimento a catena e poi concatenare l'abbattimento con altri. Bene, potrebbe essere utile. Attenzione ragazzi, che cosa c'è? Cosa c'è? Ehi, 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 Jigen, 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 Jigen. Dov'è? Dov'è Jigen? Come si prende la pistola secondaria? Eccola, eccola. Dove siete? Dove siete? Dove siete? Dove siete? Vieni, via di qua, via. Vieni qua. Ancora, ancora, ancora. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Avanti, qua c'è Jigen in persona. E carichiamo la nostra arma. Forza, dove siete? Avanti qua. Vieni qua. Un altro. E poi un'altra. Dove sei? Ancora. Ancora, ancora, ancora. Questi lupi. Benissimo. Vediamo un po' che cos'erano. Erano lupi o volpi? Che cos'erano? Vediamo. Dole. Vediamo quest'altro. Perfetto. Prendiamo tutte le pelli disponibili. Ci aiuteranno poi a guadagnare più soldi. Vediamo quest'altra. Perfetto. Vediamo un pochettino. Perfetto. Mi era venuta un'idea ragazzi. Perché non gettiamo a terra... Cos'è questo? Cos'è? Un pavone. Piume. Le piume del pavone. Perché non gettiamo a terra un pezzo di carne e attendiamo magari un animale selvatico? Ok, mettiamoci appostati su questa roccia e tentiamo di far arrivare un nuovo animale. Vediamo un po'. Eccoci, appostati con l'arco. Vediamo un po'. Cani randaggi! Via! Via! Ah, cani randaggi erano. Ma il pezzettino di carne lì non lo vuole nessuno? Me lo mangio io? Vediamo un po'. Non c'è niente. Aspettate ragazzi, diamo una mano a questi. Dove sono sti cani randaggi? Adesso li sistemo io. Ecco, la gallina! La gallinella! Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Guardate che bella. Vediamo se possiamo raccogliere. Niente. Dove sono sti cani randaggi? Eccone uno. Eccati questo. Ancora? Ok, eliminato. Raccogliamo quello che possiamo. Perfetto. Zaino quasi pieno, aspetta, adesso vedrò di creare qualche altra cosa in più. Questa zona è completamente vuota. Niente, la carne non ha funzionato. Probabilmente non c'erano animali selvatici da queste parti. Che cos'è quella icona azzurra qua nella mappa? Vediamo un po'. Entriamo qua dentro. Non si può entrare. Qua niente. Niente ragazzi, prima di avviare l'altra missione io adesso mi fermerei qui. Abbiamo affrontato qualche bella missione, ci siamo dedicati un pochettino all'analisi del paesaggio. Siamo per adesso in un buon punto, abbiamo analizzato già una buona zona. Scopriremo nuove torrette di guardia nei prossimi gameplay. Intanto con il fai da te possiamo realizzare qualche altra cosa. Zaino, 60 oggetti, 2 pelle di Sambur. Devo ancora capire gli animali. Comunque possiamo creare la borsa delle esche. Perfetto. Questa custodia ha spazio adesso per più esche. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.